Lei ha fatto Sono un po' di passati 10 ricerca anni e dalla ha trovato scomparsa prematura di Carlo Mazzacurati, una regista cosa. padovano, il cui sguardo ha raccontato storie universali di umanità, ma anche il vero volto di un Veneto spirituale e profano, ed anche Padova vuole celebrare l'arte e la poesia di questo protagonista del cinema italiano, a cui recentemente anche Vicenza ha dedicato un premio promosso dalla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati e del Cinema Odeon. Il 2 aprile, ogni martedì e fino al 18 giugno, in 3 sale cinematografiche della città, il Multiastra, il Porto Astra e il Lux, verranno riproposti tutti i suoi 12 film e i 5 documentari, accompagnati dalle testimonianze di moltissimi attori, scenografi, sceneggiatori, direttori della fotografia che hanno lavorato al suo fianco: Giuseppe Battiston, Luca Bigazzi, Giancarlo Basili, che presenterà un sopralluogo inedito fatto con il regista, Giovanni Capovilla, giovanissimo protagonista della Giusta Distanza ed oggi medico a Padova, Fabrizio Bentivoglio, Isabella Aragonese, Valerio Massandrea, Silvio Orlando, Marco Paolini e molti altri. Tutti hanno risposto coralmente all'iniziativa per ricordare non solo un regista, ma una persona che ha cambiato il volto al cinema veneto e che ha lasciato un'eredità che continua a crescere nel lavoro di giovani registi contemporanei. Un mondo di antieroi e di persone, di umanità che rivive in questa rassegna. Sì, è proprio questo. Carlo ha raccontato esseri umani con le loro difficoltà e con un grandissimo rispetto, facendone vedere tutti i lati negativi, ma soprattutto quelli positivi, con grande ironia e con grande amore e affetto. E questa è la centralità del suo racconto, ma anche un po' la centralità della sua persona. Ricorda il percorso formativo di Mazzacurati, uomo di Cinema 1, uomo che ha lavorato con l'università, l'uomo che è riuscito a creare una scuola, un percorso. Oggi il Nord-Est non è più sprovvisto di soggetti attivi nella produzione cinematografica come era nella prima metà degli anni '80, quando lui per produrre film dovette lasciare Padova e andare a Roma. Un altro modo di fare commedia, di raccontare con amarezza e con ironia un territorio che è anche quello veneto, diversa dalla cultura romana, diciamo, della filmografia che avevamo prima di lui. Sì, esatto. Carlo è, come dire, una specie di pioniere del uscire da Roma. Oggi si racconta molto bene anche Napoli, si racconta molto bene il Piemonte, insomma stanno crescendo le cinematografie regionali. Carlo è stato forse il primo a convincere Nanni Moretti di fare un film sul Delta del Po che, al di là dei grandi capolavori di Antonioni eccetera, non era mai stato usato, tra virgolette. E invece quella orizzontalità del paesaggio oggi è diventata una meta importante per raccontare storie italiane. E Carlo Mazzacurati, che ha raccontato il QAM, no? Medici per l'Africa, l'ha raccontato in modo egregio, che ha raccontato Zanzotto, che ha raccontato che ha raccontato soggetti che sono rappresentativi dell'humus culturale padovano e veneto, ha anche aiutato a fare un grande salto di qualità. Ancora negli anni '80 il Veneto era una sorta di periferia culturale. Anche l'Università di Padova dedicherà un evento speciale di approfondimento con un convegno in aula magna che vedrà la presenza, tra gli altri, di grandi della storia del cinema come Gianluca Farinelli, Giampiero Brunetta, Giorgio Tinazzi e Antonio Costa. Senza Carlo non ci sarebbe quello che oggi c'è, che vuol dire alcune società di produzione, alcuni film che vengono fatti ovviamente non con ritmi forsennati, però diciamo che oggi in Veneto, prodotti in Veneto, ci sono 4-5 film all'anno. E è stata fatta una film commission che permette a chiunque dagli Stati Uniti piuttosto che da Roma appunto venire qua a girare con delle agevolazioni, per cui il territorio è finalmente raccontato come merita di essere fatto. 6 ore saliva,